Prego, scusa. Allora, intanto buongiorno, porto i saluti della dottoressa Gianna Marisa Miola, vice direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, che ringrazia per questo invito, e da parte di questo ufficio si esprime pieno compiacimento per questa iniziativa intrapresa e condivisione per gli obiettivi prefissati, primo fra tutti quello della concertazione, del confronto interistituzionale, che permette sicuramente di avviare un dialogo congiunto e di potersi esprimere con una voce unica, sicuramente più forte, che desta maggiore attenzione nei confronti dei destinatari. Io qui parlo per quello che è la scuola del Veneto, sicuramente che diventa un soggetto interessante da parte della legge regionale nel momento in cui si punta alla prevenzione, in un'ottica di proiezione futura e nell'ottica di investire proprio sulla cultura e sulla forma mentis delle giovani generazioni di oggi, che domani comunque avranno in mano il nostro Paese. Ad onor del vero, la scuola del Veneto, in generale la scuola, ha già accettato la sfida. Parliamo della Scuola del Veneto, ha già accettato da tempo la sfida di parlare di mafia e di interconnessioni che ci sono nel tessuto sociale. Sono numerose, infatti, come si diceva, le collaborazioni con Libera, i gemellaggi con le scuole del Sud, che vivono realtà sicuramente di fenomeni interconnessi nel tessuto sociale in maniera molto più ampia rispetto al nostro, ma ci sono, ad esempio, come si parlava stamattina, il sostituto procuratore della direzione antimafia diceva: in Veneto è più utile seguire l'odore dei soldi che l'odore della polvere da sparo, e mi è venuto in mente alcuni percorsi di formazione, seminari, laboratori che abbiamo effettuato nel precedente anno scolastico sui valori dell'etica di un'economia, permettetemi il giro di parole, per arrivare ad un'economia etica, proprio partendo dal presupposto che per creare un'economia etica prima bisogna capire che cos'è un'economia etica, di che cosa stiamo parlando. Quindi ben venga il sigillo legislativo, ben vengano anche, scusatemi la venialità, i contributi economici e gli incentivi, perché bisogna non dimenticare che la scuola si trova dinanzi, vive continuamente la contrapposizione di un'esigenza da parte della società, ma anche che proviene dalla stessa scuola, di agire sempre più nell'ambito delle educazioni, tra cui anche la legalità, oltre che della formazione, ma si trova costretta poi a ragionare con delle risorse economiche, ahimè, sempre più limitate. E lo sforzo dei nostri docenti e delle scuole in generale è veramente lodevole. Pertanto siamo disposti, esprimo appunto quanto detto dal vice direttore generale, siamo disposti a forme di collaborazione. Esprimo anche la collaborazione da parte dell'ufficio scolastico territoriale di Belluno, Venezia, che era presente appunto qui in aula, il dottor Martino, e siamo appunto disposti, e soprattutto io direi che è un'operazione che può avere un esito positivo. Questa è una mia considerazione personale, perché se è vero che non esistono isole felici, il Veneto non è appunto un'isola felice, però è altrettanto vero che esiste un'attenzione, una sensibilizzazione da parte di tutto il nostro tessuto sociale e scolastico, inteso nell'accezione più ampia, cioè gli enti locali, i nostri dirigenti scolastici, i nostri docenti, gli studenti e le famiglie degli studenti, che rimangono uno dei valori principali. Grazie. Grazie a te.